La città svuotata, il termometro che segna 36 gradi, stando ai dati censiti dall'ARPAV, è Treviso, la località più calda del Veneto in questa giornata, con, per l'esattezza, 35 gradi,8 rilevati come sempre all'ombra, il che significa che al sole la percezione è molto più elevata. E non è neppure il picco del gran caldo di questi giorni quello registrato oggi. Il peggio è atteso per domani e per il giorno di Ferragosto. Poi da lunedì, a partire dalle zone montane, arriverà una precipitazione che farà abbassare in maniera consistente la colonnina di mercurio. Sul fronte strettamente sanitario, le temperature elevate non stanno creando situazioni critiche. Chi è rimasto in città si è attrezzato a dovere. Non ci sono evidenze così, diciamo, preoccupanti in questo momento. È chiaro che aumentano un po' le sincopi, ad esempio, cioè le perdite di coscienza, specialmente le persone che rimangono a lungo negli ambienti caldi e restando anche in piedi, sono un po' in aumento. L'importante è comunque, se uno si sente girare la testa così, distendersi, alzare i piedi e bere tanto, evitando le bevande congelate se possibile. Chiaro, abbiamo un po' la problematica legata alla contemporanea presenza di un leggero aumento di Covid, così che ci crea un po' di confusione e ovviamente la preoccupazione per gli ospiti del case di riposo che sono un po' fragili, ecco, questo è importante. Anziani come sempre e sorvegliati speciali in situazioni di caldo estremo, ma per il dirigente del pronto soccorso del Cafoncello è sufficiente non avere comportamenti avventati e tenere monitorati i principali parametri. La cosa certa è controllarsi, se possibile, con l'apparecchietto portatile la pressione e la frequenza cardiaca, e se ci sono diminuzioni importanti della pressione o aumenti della frequenza cardiaca, farsi subito vedere da un medico. L'importante è idratarsi, magari integrare con non so, del magnesio, del potassio, perché c'è un'aumentata sudorazione, ma alternativamente verdura e frutta come da buona tradizione, evitando i cibi pesanti e non esporsi al caldo, cioè diretto, quindi non uscire nelle ore più calde.